Una buona giornata, ben ritrovati, eccoci in diretta con la nostra prima edizione di oggi, 27 gennaio, giornata anche questa ricca di significato, giornata della memoria. Andremo più tardi al Ghetto di Venezia dove sono in corso le celebrazioni per la giornata che ricorda l'Olocausto, le vittime della Shoah, ma avremo anche tanta cronaca dal territorio in questa giornata e iniziamo proprio dal Trevigiano, da Nervesa della Battaglia, da dove sono collegati in questo momento Cristian Arboit e Nicoletta Rizzetto, perché c'è stato un grave episodio di cronaca questa mattina con una donna gravemente ustionata, ma ci spiega la dinamica il nostro Cristian che è sul posto. A te. Sì, Lina, buongiorno a tutti i telespettatori di Antena 3 anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. Sono ore di apprensione qui a Nervesa della Battaglia, siamo in via Castelleviero, quella che vedete alle mie spalle è la casa teatro di questo brutto incidente domestico, un ritorno di fiamma pare dalla stufa, coinvolta una signora di 50 anni, una cinquantenne. Subito sono stati allertati i soccorsi, è stata una mattinata di mobilitazione alla quale hanno assistito in parte anche i vicini di casa, i pochi residenti della zona. Qui tutti si conoscono. Con me li saluto e li ringrazio. Il signor Piergiorgio Agostoni. Stefano Frare, lei questa mattina che cosa ha visto? Niente, noi questa mattina alle 8 e un quarto ho sentito l'elicottero del 118 C'è qualche problema in questo campo che vedete, e poi del vicinato ho saputo che la signora aveva avuto un incidente domestico col sembra. Ecco, quindi lei mi conferma la dinamica, insomma, sembrerebbe questo è quello che si dice. Sembrerebbe proprio questo, niente di più. Quindi una dinamica purtroppo che si ripete, insomma sono incidenti abbastanza comuni, purtroppo anche lei signor Agostoni ha sentito l'elicottero. Sì, purtroppo fa parte qui del vicinato e siamo una famiglia, tutti quanti ci vogliamo bene, che sia capitato a lei dispiace molto, assolutamente. Quindi chiaramente sono ore di apprensione per questa signora. Per tutti noi c'è molto silenzio qua quest'oggi, sì. Certo non agevola, dispiace, ecco. Pare tra l'altro che questa bottiglia di alcol sia esplosa. Sembrerebbe da quello che hanno detto i vicini. Dopo le dinamiche esatte non le conosciamo noi abbiamo visto solo l'elicottero e basta. Ecco, perché c'è da dire che non sono intervenuti i vigili del fuoco, un incidente quindi domestico. Avvicinandoci all'abitazione c'è ancora un po' di veramente potrebbero intervenire anche per alcune indagini, ma ovviamente dovute anche i carabinieri, ma il condizionale è d'obbligo. E sempre qui a Nervesa della Battaglia, tra l'altro, sono ore di angoscia per la sorte di Chiara D'Alto, la 28enne sparita nel nulla da più di 24 ore. Ieri è stata denunciata la scomparsa da parte dei familiari. Vi do l'identikit: la ragazza è alta 1,65 m, corporatura media, capelli lunghi castano scuro, occhi scuri e indossava al momento della scomparsa occhiali da vista. Si è allontanata dalla propria abitazione nel pomeriggio di domenica, ieri quindi la denuncia di scomparsa ha fatto perdere letteralmente le proprie tracce. C'è da dire che non è la prima volta che Chiara D'Alto si allontana da casa, è una ragazza con delle fragilità, ma appunto stanno cercando tanti. Carabinieri hanno chiaramente diffuso l'identikit a tutti i colleghi perché si cerca ad ampio raggio. Tra l'altro la ragazza già si era allontanata in passato, anche l'anno scorso e anni fa. Comunque
Ribadire, Lina, che si stanno passando a setaccio le telecamere del comune, non solo i carabinieri ma anche la polizia locale è schierata. Per il momento da Nervesa della Battaglia è tutto, ringraziando appunto i residenti e il signor Stefano e il signor Piergiorgio. Ti restituisco la linea con Nicoletta Rizzetto. Grazie a Cristian Arboit e Nicoletta Rizzetto. Purtroppo capita di avere qualche problema di collegamento, l'avete visto, eravamo in aperta campagna a Nervesa della Battaglia, dunque, dove si è verificato questo grave incidente domestico con una donna di 50 anni circa che purtroppo è rimasta seriamente ustionata. Vedremo poi nel corso delle nostre trasmissioni, del telegiornale di questa sera, di avere degli aggiornamenti su quello che è successo. Allora, chiederei cortesemente alla regia intanto di capire se abbiamo l'esito del sondaggio di ieri sera. Vediamo se c'è, eccolo qua, perché ha avuto grande successo con voi da casa questa domanda che vi abbiamo posto, visto che c'è la proposta del consigliere Stefano Valdegamberi di mettere in commercio la carne di nutria. Ci avete risposto davvero a migliaia sul quesito se va dal vostro punto di vista commercializzata, per il sì solo il 6,9%, eppure comunque una percentuale di un certo tipo, quasi il 7%, insomma sarebbe d'accordo col far arrivare le nutrie sulle tavole. Per il no invece il 93,1%, quindi sicuramente una presa di posizione netta, quella che arriva da voi telespettatori. Tra poco aggiorneremo il sondaggio col nuovo quesito di oggi. Intanto noi andiamo avanti con la cronaca e con la preghiera per la giovane Annabella Martinelli, che il sindaco di Teolo, Valentino Turetta, ha deciso di organizzare. Parliamo naturalmente della giovane di appena 22 anni trovata morta nei boschi il 15 gennaio scorso. Vediamo. Hanno salutato la loro Annabella con una messa privata solo per i familiari nella piccola chiesetta del Monte della Madonna a Teolo. Si è svolto ieri il funerale di Annabella Martinelli, la 22enne studentessa padovana trovata morta nei boschi dei Colli Ugani lo scorso 15 gennaio dopo essersi allontanata da casa in bicicletta la sera dell'Epifania. Dopo l'autopsia che ha confermato il suicidio, la famiglia ha deciso di celebrare le esequie in forma privata senza mai rivelare la data dei funerali. Il sindaco di Teolo, Valentino Turetta, che aveva manifestato la volontà di indire una giornata di lutto cittadino nel giorno dell'addio, ha rinunciato al suo intento dopo aver sentito la famiglia della giovane. Il sindaco però ha organizzato un momento di preghiera e ricordo per Annabella giovedì alle 15:30 nella chiesa di Santa Giustina a Teolo. Un momento per riunire la comunità che nei giorni delle ricerche aveva sperato e si era unita ai soccorritori nella speranza di poter ritrovare viva la ragazza. E giovedì pomeriggio alle 15 nella chiesa arcipretale di Caerano San Marco saranno celebrati invece i funerali di Anna Maria Broda, la vigilessa 43enne in servizio a Montebelluna, stroncata da un malore una settimana fa dopo che era uscita di casa per andare al lavoro. È scomparsa a soli 43 anni. La procura ha disposto che non venga effettuata l'autopsia. Il decesso è stato ricondotto a un arresto cardiaco, come già ipotizzato dai sanitari intervenuti sul posto. Alla cerimonia funebre parteciperanno anche i colleghi della Polizia Locale di Montebelluna e i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Montebelluna e Caerano. In segno di lutto, il prossimo Consiglio Comunale di Montebelluna, in programma per venerdì sera, si aprirà con un minuto di silenzio in memoria di questa agente della Polizia Locale che purtroppo è morta prematuramente. E un uomo di 59 anni, andiamo alla cronaca dalle strade, in questo caso Gianfranco Milanese, è deceduto dopo essere stato investito per cause che sono in corso di accertamento da un veicolo condotto da un giovane. È stato sbalzato in un canale al lato della strada, morendo per le ferite e i traumi riportati nell'impatto. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in località Canedo, in comune di Precenicco, siamo in provincia di Udine. Sul posto sono giunti i soccorsi sanitari inviati dalla Sores Friuli Venezia Giulia, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi. Sull'uomo sono state naturalmente praticate tutte le possibili manovre di primo soccorso, ma nonostante i lunghi tentativi di rianimazione anche da parte del personale sanitario, purtroppo non ce l'ha fatta.
Allora andiamo al sondaggio di questa sera, martedì, naturalmente dalle 21, la prima serata di Focus è dedicata all'attualità politica, si è a lungo parlato in questi giorni di province, vediamo se possiamo sottoporvi il nuovo sondaggio di oggi, a cui naturalmente vi chiediamo di rispondere. Le province devono dal vostro punto di vista tornare elettive? Domenica, lo sappiamo, si voterà per il rinnovo del presidente di provincia qui nella Marca Trevigiana, ma a votare saranno naturalmente sindaci e consiglieri comunali. Ecco, è giusto secondo voi restituire ai cittadini il voto per i presidenti e i consigli provinciali che sono stati riformati, lo sapete bene, con la riforma del Rio, che voleva in qualche modo ridimensionare, se non cancellare addirittura, questo ente che è diventato ente di secondo livello? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere invece di no 0422 1626 690. Come sempre naturalmente poi la vostra opinione la sveleremo e verrà discussa nel corso di Ring stasera dalle 21 su Antena 3. Adesso torniamo alla cronaca dunque, perché c'è stata una buona notizia che è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, il ritrovamento dell'ingegner Menegon scomparso dal Bassanese e per le cui sorti si era davvero temuto il peggio. Allora noi andiamo in diretta da Sandrigo con la nostra Chiara Gaiani che ha parlato questa mattina con l'ingegner Menegon, che in qualche modo ha fatto anche un po' capire quale può essere stato l'ambito, il motivo, il legame proprio con i suoi studi, con i suoi approfondimenti dietro a questo suo allontanamento che risulterebbe essere volontario. Chiara, buongiorno. Lina, buongiorno ai telespettatori di Antena 3 con Alessandro Costacurta. Siamo qui a Sandrigo, per la precisione nella frazione di Ancignano. Alle mie spalle il bar da dove ieri sera l'ingegnere Antonio Menegon ha chiamato i carabinieri dicendo: sono qui, sono l'ingegnere che state cercando. 3 settimane di silenzio, di blackout dal 3 gennaio fino a ieri sera, quando intorno alle 18 è entrato all'interno del locale pubblico, l'unico di questa piccola frazione del comune di Sandrigo. Ha chiesto un cappuccino e una brioche, un avventore come tanti, ci ha raccontato il titolare del locale pubblico, che però insomma presentava un aspetto un po' particolare, perché aveva la barba molto lunga. Dopo aver appunto mangiato la brioche, bevuto il cappuccino, l'ingegnere ha chiesto al titolare del locale se poteva dargli il telefono per fare una chiamata, e proprio da lì ha chiamato i carabinieri dicendo: sono Antonio Menegon, sono l'ingegnere che cercate qui. È arrivata una gazzella dei carabinieri della compagnia di Bassano, hanno sentito l'ingegnere, hanno trovato insomma che stava bene. Ai militari ha detto che l'allontanamento è stato un allontanamento di tipo volontario. Poi ha potuto riabbracciare i familiari, in particolare la sorella Gigliola, che anche dei nostri microfoni aveva lanciato vari appelli durante queste 3 settimane di buio, che sono state lunghissime e ovviamente anche molto pesanti. Ci sono state ricerche davvero molto lunghe, impegnative, e si era temuto il peggio. Con Alessandro Costacurta questa mattina abbiamo sentito l'ingegner Antonio Menegon. Allora vi proponiamo l'intervista che abbiamo raccolto. Buongiorno, sono Chiara Gaiani, salve di Rete Veneta. Buongiorno ingegnere, bentornato. Grazie. Posso chiederle se ha voglia di rilasciarci una brevissima dichiarazione? In questo momento preferirei di no. Solo far sapere a tutti che sta bene? Tra qualche giorno, sì, sto bene. Vuole dirci solo questo? Sì, per intanto sì. Va bene. Possiamo chiederle solo se sta bene, ingegnere? Sì, sto bene. Possiamo chiederle le ragioni del suo allontanamento? Ho detto che riferirò successivamente e casomai adesso vediamo con quelli che hanno seguito con me la vicenda degli autovelox e vediamo cosa intendono fare anche loro. Va bene?
Quindi mi permetta, sono legate le due vicende, queste 3 settimane in cui non ha dato notizia? Sono legate sì e no. Sì e no. Adesso mia sorella mi ha portato il giornale di Vicenza, da cui ho preso che sono quello che ha fatto sequestrare gli autovelox. Non è esattamente così. I media di solito danno delle ricostruzioni molto superficiali. Quindi nel momento in cui io su questa questione ho pubblicato 2 libri, andatevi a leggere i 2 libri e poi mi fate le domande giuste. D'accordo? Possiamo chiederle dove è stato in queste 3 settimane, ingegnere? Ho già esaurito quello che dovevo dirvi. Le domande giuste me le fate, perché altrimenti guardiamo sempre il dito senza guardare la luna. Ho pubblicato 2 libri su Kindle di Amazon. Andateveli a leggere e poi mi fate le domande giuste e io vi risponderò volentieri. D'accordo? Grazie. Grazie, ingegnere. Ecco, avete sentito che l'ingegner Menegon ci ha detto che tra qualche giorno ci racconterà di più rispetto a quello che ci ha detto questa mattina. Avete sentito che comunque la vicenda dei Velox e le lunghe battaglie condotte da anni per la legalità di questi misuratori della velocità, tra l'altro è anche stato nominato proprio negli ultimi tempi consulente per la procura di Cosenza, forse sono legate a queste 3 settimane di buio. Ovviamente ci sono ancora tante domande. La procura di Vicenza sul suo allontanamento aveva aperto un fascicolo di indagine, anche i carabinieri stanno continuando ad indagare. Nel TG di questa sera vi proporremo anche alcune testimonianze di persone a lui vicine. Ecco, direi che per ora è tutto. La buona notizia è che comunque è tornato a casa e sta bene l'ingegner Menegon. Ringrazio per la collaborazione tecnica Alessandro Costacurta. La linea può tornare a te. Grazie a Chiara Gaiani e ai colleghi dunque che hanno raggiunto l'ingegner Menegon nella sua abitazione. Fortunatamente l'abbiamo sentito, sta bene, risponderò a tempo debito. Avete sentito, ci ha detto, quindi ci sarà tempo per far luce su quello che è accaduto, ma soprattutto l'importante è averlo ritrovato in buona salute, visto che si era temuto davvero che fosse capitato qualcosa di grave. Allora, apriamo la pagina dedicata ai furti. Tra poco andremo a risentire quello che è stato detto ieri nel convegno a Santa Caterina, a cui ha partecipato il sottosegretario alla giustizia, con delle proposte migliorative di maggiori strumenti per contrastare il fenomeno purtroppo dei colpi sia nelle abitazioni che negli esercizi pubblici. Ma andiamo adesso a San Martino di Lupari per una cassaforte divelta addirittura un colpo a casa di un imprenditore, una vera e propria razzia. Siamo appunto nell'Alta Padovana e dunque dovremmo essere in grado di collegarci con Valentina Visentin e Federico Cibotto per dar conto di questa ennesima razzia che colpisce il territorio. Valentina. Sì, buongiorno da San Martino di Lupari, ancora all'Alta Padovana, nel mirino dei ladri. Ieri avevamo raccontato di un colpo a Campodarsego con una cassaforte divelta. Qui dobbiamo parlare di un furto che è veramente simile ed è avvenuto a San Martino di Lupari, in una zona di campagna. Presa di mira la casa dell'imprenditore Cristian Frasson, titolare della Veneta Costruzioni Metalliche, che domenica sera è stato appunto vittima di un furto mentre era a cena fuori con la famiglia. È stato avvisato dai vicini di casa che sentivano forti rumori provenire dalla sua abitazione e quando è rientrato ha trovato la casa completamente a soqquadro, la cassaforte che si trovava all'interno dell'armadio completamente divelta, asportata e tolta. Dentro c'erano gioielli e contanti, un bottino ingente
Dunque per l'imprenditore vittima di questo furto, che ha subito chiamato i carabinieri che sono arrivati per il sopralluogo di furto. Ladri che sempre la stessa sera avevano battuto anche strade vicine a quella dove risiede l'imprenditore, dunque insomma ancora furti nel territorio. Qui con me c'è il sindaco di San Martino di Lupoli, Nivo Fior. Si spera che le telecamere di videosorveglianza del comune possano in qualche modo poter dare informazioni utili per rintracciare i ladri, e come sindaco chiedete maggiori controlli in questo periodo? Beh, innanzitutto l'imprenditore che ha subito il furto ha fatto benissimo a chiamare i carabinieri. Noi abbiamo una presenza costante dei carabinieri nel nostro territorio che pattugliano la zona. Anche in passato abbiamo aumentato la presenza serale della nostra polizia locale proprio per garantire un maggior controllo sul territorio. Naturalmente noi mettiamo a disposizione tutte le nostre strumentazioni tecnologiche, le telecamere, per dare supporto naturalmente alle indagini di carabinieri. Ci auguriamo naturalmente che questi malviventi vengano catturati, che ci siano delle pene certe, perché naturalmente non deve mai nascere nei cittadini insomma questo malcontento, questo disagio nel fatto che magari vengono presi e poi vengono lasciati poco dopo. Ecco, quindi grandissima fiducia nei carabinieri. Naturalmente quando subite dei furti o dei tentati furti, segnalato, denunciate immediatamente, perché i carabinieri possono con la loro task force certamente fare una mappatura di questi interventi e essere sempre più efficaci. Ringraziamo il sindaco Nivo Fior, poi magari nelle prossime ore dovremmo riuscire anche a contattare l'imprenditore, che così ci racconterà cosa è accaduto domenica sera. Da San Martino di Lupoli è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie ai colleghi di Padova, grazie al sindaco naturalmente per questa testimonianza. Noi proseguiamo con la cronaca. Allora, prima di andare al servizio relativo al convegno proprio sui furti che si è svolto ieri, leggo velocemente una notizia battuta dalle agenzie poco fa, perché 2 bambine di 4 e 5 anni sono state investite da un'auto mentre stavano attraversando la strada assieme al fratello e al nonno per recarsi alla scuola d'infanzia. L'incidente questa mattina poco dopo le 8:30 a Chievo, siamo dunque nel Veronese. Le 2 bambine sono state investite da una Smart guidata da un 22enne mentre stavano attraversando le strisce pedonali del semaforo a chiamata di via Aeroporto Berardi. I sanitari del SUEM 118 accorsi sul posto hanno trasportato con l'ambulanza una delle bambine all'ospedale di Borgo Trento, mentre la sorella è stata accompagnata dal padre al pronto soccorso pediatrico per ulteriori accertamenti medici sul posto. Il nucleo infortunistica della polizia locale, che ha sentito alcuni testimoni, sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente, le cui conseguenze fortunatamente non sarebbero gravissime in questo caso, per fortuna, perché troppo spesso vi raccontiamo di questi investimenti di pedoni che hanno esiti drammatici, come poco fa dall'Udinese. Allora, è pronto, vedo, e allora andiamo subito da lui, il nostro Filippo Fois da Venezia, perché oggi è la giornata, l'abbiamo detto, della memoria, ghetto di Venezia, punto di riferimento per la comunità ebraica veneta, ma anche naturalmente a livello nazionale. Filippo, a te, buongiorno. Buongiorno Rina, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Prendiamo la linea dal ghetto di Venezia. Noi ci siamo spostati dal campo del ghetto 9, dove si sono svolte le commemorazioni di questa giornata. Alle nostre spalle ci sono gli ingressi di due sinagoghe. C'era una folta rappresentanza del Consiglio regionale, molti consiglieri hanno espresso il desiderio di poter visitare le sinagoghe, per cui ci siamo spostati tutti in quest'altra zona del ghetto. Tra l'altro voi credo stiate già vedendo, o lo vedrete tra poco, le immagini della cerimonia di questa mattina. Una cerimonia che ancora una volta, dobbiamo dirlo, Dario Calimani, il presidente della comunità ebraica veneziana, si svolge in un clima pesante per la comunità ebraica. Lei ha avuto anche delle parole piuttosto dure ancora una volta su un antisemitismo che sta continuando a riaffiorare anche nel nostro territorio e nella nostra città. Sì, un antisemitismo molto preoccupante, perché si calcola che in Italia sia aumentato del 400%, quindi non parliamo di piccole percentuali, e questo dopo il 7 ottobre del 23, quindi non si può non mettere in relazione con quello che è successo, come se si dicesse gli ebrei del mondo
sono colpevoli del 7 ottobre e di quello che è successo dopo, cioè di Gaza. Il primo problema, ma senza dissociarsi da nulla, è distinguere fra ebrei e israeliani. Questo dovremmo sottolinearlo bene, perché lei lo dice spesso. Lei è ebreo ma non è israeliano. Io sono un ebreo italiano e sono veneziano da circa il 1400, quindi potrei sfidare qualcuno a dimostrarsi più veneziano di me. Se vuole questa intervista la facciamo in veneziano, non ho problemi. La confusione che si fa, ed è demagogica, fra ebrei e israeliani è terribile, perché si chiede ragione a noi. Addirittura ci si dice ma voi state zitti, siete in silenzio, dovreste parlare. Io non posso parlare, io sono presidente di una comunità ebraica, la comunità ebraica non è un partito, quindi non ha una direzione di destra o di sinistra, e io devo rappresentare un po' tutta la comunità e tutte le idee della comunità, mediando ovviamente. Non ho nessun potere di parlare con Netanyahu, di convincere Netanyahu o di rafforzare la sua opposizione, ho ovviamente i miei sentimenti, ho le mie idee e così via, ma niente di più. Quando mi si chiede di parlare per esprimere idee contro Netanyahu, è anche assurdo, non ci riesce neanche Trump, non ci riescono Putin. La comunità ebraica è una comunità religiosa di italiani, peraltro, i quali rappresentano nel loro piccolo uno spaccato della società, per cui c'è chi sarà più d'accordo col governo Netanyahu, chi sarà completamente contrario al governo Netanyahu, chi magari addirittura appoggia le azioni di Hamas, cioè in ogni caso rispecchia quello che succede a livello nazionale. Forse nessuno appoggia le azioni di Hamas, lo dicevo per scherzo prima mentre parlavamo fra noi, ma sicuramente c'è molta gente sensibilissima alla catastrofe dei palestinesi, assolutamente. C'è altra gente che vede tutte le ragioni degli israeliani e vede tutti i torti dei palestinesi e di Hamas in particolare, e quindi ha altre posizioni. La mia posizione privata è mia. Ci sono poi, questa è un'altra questione di cui si sta dibattendo a Venezia in questi giorni, un liceo cittadino, che è il liceo Marco Polo, che è un liceo classico, aveva organizzato degli incontri di dibattito sulla crisi sulla striscia di Gaza. Ci sono state delle polemiche politiche, qualcuno, come il senatore Speranzon, ha detto sono tutte a senso unico, non si è mai sentita la controparte. Noi tra pochissimo sentiremo cosa ha detto il presidente della regione Alberto Stefani a questo proposito. La sua posizione qual è? Io non sono d'accordo con il senatore Speranzon che si debbano attivare delle ispezioni e una censura. Sono stato anch'io docente e quindi so cos'è l'autonomia didattica. L'autonomia didattica va esercitata però con grano salis, e quando si fanno 15 attività su Gaza, 15 fra film, è un bombardamento, e quando non si fa un confronto, un dibattito, anche a distanza ovviamente, non occorre fare un seminario insieme, però se inviti dei palestinesi a parlare del genocidio, devi invitare degli israeliani a parlare del non genocidio, devi parlare di Hamas, devi parlare del 7 ottobre, devi mostrare un film anche sul 7 ottobre, non solo il film sul disastro di Gaza. Ma non per difendere Israele. Io non ho nessuna intenzione, non sono l'ambasciata israeliana, non ho nessuna intenzione di difendere un governo, però il confronto delle idee ci vuole, altrimenti è lavaggio del cervello. Grazie a Dario Calimani, presidente della comunità ebraica di Venezia, e noi proprio su questo tema ascoltiamo anche quello che ha detto poco fa il presidente della regione Alberto Stefani, poi la linea può tornare allo studio. Io credo che nelle scuole debba essere normale ricordare la giornata della memoria, così come è sempre stato fatto, senza alcun tipo di polemica. Lo si debba fare oggi, lo si debba fare in futuro. Normalmente non c'erano tutte queste polemiche, credo sia assolutamente normale e corretto che nel corso dei prossimi anni ci sia la necessità che nelle scuole si faccia memoria e si custodisca la memoria di quello che è successo. C'è un problema di antisemitismo in Veneto oggi? Io credo che l'antisemitismo vada combattuto sempre, perché è una questione che non attiene a questioni legate all'attualità. L'antisemitismo è una questione storica che purtroppo continua ad essere tutti i giorni parte, diciamo, delle vicende anche che si verificano. Credo anche che sia necessario però lo studio della storia, l'approfondimento scolastico, e la scuola riveste un ruolo fondamentale in questo, e quindi le istituzioni scolastiche hanno in questa dinamica un ruolo fondamentale, rivestono un ruolo fondamentale.
La memoria deve calarsi anche in un confronto con le atrocità del presente per essere sempre viva, credibile, attuale? Assolutamente sì. La violenza, l'odio razziale va condannato sempre, indipendentemente da tutto, e credo che la giornata della memoria insegni proprio questo. Ci stiamo avvicinando al periodo delle Olimpiadi, le Olimpiadi storicamente rappresentano il valore della pace. Così dunque il presidente del Veneto Alberto Stefani, avete sentito, sulla giornata della memoria, grazie ai colleghi della redazione di Venezia e naturalmente al contributo anche della comunità ebraica. Noi prima di andare in pubblicità vi diamo una notizia che arriva da una località conosciuta anche da molti veneti, frequentata da molti veneti, Sella Nevea, perché questa mattina c'è stata una valanga a quota 1900 metri che ha travolto un gruppo di sciatori che sono per fortuna riusciti a mettersi in salvo. Siamo a Chiusaforte, nella frazione di Sella Nevea, sul posto ci sono diversi elicotteri, riporta il Messaggero Veneto, le unità cinofile e i tecnici del soccorso alpino. Questa è un'immagine che arriva dalla webcam. I colleghi di Udine ci precisano che il luogo dove è avvenuta la valanga è la zona sotto il Bilapec. Vedremo se ci saranno aggiornamenti, ma a quanto si sa in questo momento non ci sono feriti, non ci sono persone coinvolte. Gli sciatori sono riusciti a mettersi in salvo. Noi adesso andiamo qualche minuto in pubblicità, poi riannoderemo il filo di quello che stavamo raccontando, in particolare in materia di furti, e ripartiremo da lì. A tra poco. Di nuovo in diretta da studio, ben trovati con la nostra prima edizione. Andiamo avanti con la cronaca e con il tema dei furti in casa, furti negli esercizi commerciali, perché ieri proprio da Treviso il governo ha annunciato una stretta con alcune misure previste nei decreti sicurezza, pene più pesanti per i ladri, querele semplificate da parte delle vittime, flagranza di reato differita fino a 18 ore. L'annuncio da Santa Caterina nel corso del convegno promosso dall'associazione Furti in Corso. Aumentando la pena nel minimo edittale consentiamo quindi di evitare di ottenere troppi sconti che sostanzialmente ti impediscono poi di andare in carcere. Ecco, in questo modo, con questo nuovo strumento, diamo una risposta anche in maniera netta a chi decide di venire al nostro paese magari per fare certe cose. Un messaggio quindi ai ladri trasfertisti e alle bande specializzate, protagonisti per buona parte dell'escalation che si sta registrando sui territori. Eccola la stretta del governo contro chi entra nelle case e nei negozi, una serie di misure che Andrea Ostellari, sottosegretario alla giustizia, anticipa davanti al popolo di Furti in Corso, l'associazione che da quasi 10 anni si occupa di sicurezza condivisa. A Santa Caterina, Treviso, ci sono anche sindaci, Mario Conti in testa, prefetto, i vertici delle forze dell'ordine. Sullo sfondo i decreti sicurezza in cantiere, dove si prevede un ritorno alla procedibilità d'ufficio, in altri termini il superamento della riforma Cartabia. In materia di furti aggravati, quindi anche i borseggi, non ci sarà più bisogno della querela. I cittadini quindi saranno in qualche modo meno oberati. E ancora si prevede la non iscrizione automatica nel registro degli indagati per chi si difende in casa, e a proposito di indagini si allargano le maglie per gli inquirenti. Il colpevole potrà anche essere arrestato in flagranza differita cosiddetta, cioè entro le 48 ore da domani le forze dell'ordine potranno, attraverso gli strumenti tecnologici, trovare le immagini, individuare il soggetto e arrestarlo. L'obiettivo immediato è quello di invertire una tendenza, quella di non denunciare. Christian Demma, presidente di Furti in Corso, lo chiama sommerso. Entra nello specifico, in rappresentanza dei commercianti del centro, Nicoletta Piovesan di Veneto Imprese Unite. Perché poi noi altri non solo subiamo il danno, ma anche la mancanza di lavoro successiva. La gente ha paura e non viene più nei negozi, nei centri storici, hanno paura di frequentare determinate vie. Non è una percezione, è una realtà.
Di fronte agli impegni dell'esecutivo, a questo punto sono diversi i nodi al fazzoletto. Praticamente quasi tutto quello che si chiedeva, no? Quindi soddisfatti a dir poco. Ovviamente poi sentire le parole del senatore, che si è sulla stessa lunghezza d'onda anche di quello che vogliono i cittadini, fa sempre ben sperare, fa stare un po' più sereni. Non è che da stasera è tutto risolto, ma già che ci sia l'idea di andare avanti e proseguire con un iter, tante cose insomma. E poi ci sono le proposte lanciate sempre da Santa Caterina dall'avvocato Fabio Crea, consulente dell'associazione Furti in Corso. Parliamo di Daspo dei sindaci, zona rossa temperata, un numero unico anti-bulli. In sala c'era anche il sindaco Mario Conte, che ha auspicato una svolta culturale, ma tra lui e Fabio Crea ancora una volta non è mancata qualche stoccata a distanza. Consentire ai sindaci di emanare le ordinanze di allontanamento che oggi sono invece di competenza del questore, secondo l'articolo 10 del decreto Minniti. Quindi il Daspo ai sindaci. Il Daspo dei sindaci, sì. È questa una delle proposte che l'avvocato Fabio Crea avanza nel giorno in cui l'associazione Furti in Corso chiama a raccolta autorità e cittadini a Santa Caterina per il legale trevigiano, esponente di Fratelli d'Italia. Sicurezza pubblica e sicurezza urbana vanno affrontate ciascuna con strumenti specifici. Tutte le amministrazioni locali possono fare di più. Le amministrazioni locali, attraverso il loro organo di polizia, che è la polizia locale, sono i principali strumenti di presidio territoriale. Presidio che può essere potenziato, dice l'avvocato, creando delle alternative alle zone rosse che per loro natura non possono diventare permanenti. Insomma, Crea lancia quelle che potremmo definire zone rosse temperate, con i sindaci che avrebbero già voce in capitolo. Bisogna agire con presidi interforze o preferibilmente con la polizia locale, che attraverso un monitoraggio anche tra dei sistemi di videosorveglianza possono essere immediatamente operativi. C'è chi in queste parole anche in sala ha visto una stoccata al sindaco Mario Conte, con cui i rapporti proprio sul fronte della sicurezza da tempo non sono idilliaci. In realtà la zona rossa è in capo alla prefettura, nei comitati ordine e sicurezza si discute, si portano le tematiche al tavolo dei professionisti della sicurezza, e quindi noi la nostra parte l'abbiamo fatta. La zona rossa, l'istituzione delle zone rosse ha delle regole ben precise, l'avvocato Crea lo sa, però evidentemente cerca sempre di punzecchiare le amministrazioni locali, che stanno facendo un grande lavoro, mettono a disposizione e a supporto le polizie locali. Polizie locali, dice Conte, che hanno bisogno di risorse economiche. Molto a livello governativo si è fatto, ma la strada resta lunga. E c'è la percezione di insicurezza e da parte di chi delinque la percezione di impunità. Quindi noi dobbiamo invertire questa tendenza, questa mentalità. Dobbiamo lavorare anche sotto gli aspetti culturali, perché soprattutto quando parliamo di disagio e violenza giovanile dobbiamo partire dalla radice, no, del problema. Collegato ovviamente il tema baby gang, con il sottosegretario Stellari che ha annunciato ammonimenti più facili per i ragazzi tra i 12 e i 14 anni da parte della questura, un modo anche per responsabilizzare i genitori e sanzionarli nel caso in cui non intervengano. Anche qui da Crea una proposta: l'istituzione di un numero unico antibulli, come avviene già per la violenza di genere. Può essere uno strumento utile perché è di immediato contatto con le forze dell'ordine. A Santa Caterina, tra il pubblico, c'è anche Daniele Pellicciardi, il figlio dei coniugi massacrati a Gorgo al Monticano nel 2007, quando a Villa Durante andò in scena forse la pagina più nera della storia recente criminale trevigiana. Bisogna dare una risposta alle persone sono stanche anche della politica, cioè il fatto che non vadano più a votare perché c'è questa poca credibilità in quello che dicono, ma invece questo appunto sono venuto qua anche oggi per ascoltare, perché quello che dicono devono fare e sono sicuro che lo faranno, insomma. Fin qui quanto emerso a Santa Caterina Treviso in tema di furti. Allora noi adesso ci spostiamo in diretta dal nostro Daniele Garbin, perché ci sono aggiornamenti sul tanto discusso caso Silva. È vero Daniele? A te, buongiorno.
Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori. Confermo, ieri c'è stato un consiglio provinciale infuocato, insomma sono state proposte delle domande pubbliche proprio al Presidente dai consiglieri di minoranza, come Andrea Nardin, Presidente della provincia di Buongiorno a tutti i telespettatori. Ecco, per riepilogare la faccenda è questa azienda Montecchio Precalcino che ha fatto domanda di un ampliamento per poter stoccare dei rifiuti in un'area dove già ha un'attività propria, e questi rifiuti sono considerati a rischio, alcuni almeno, proprio perché potrebbero intaccare le falde. Su questo ci sono stati gli incontri in regione con Giunta e l'assessore Elisa Venturini, proprio con i sindaci del Veneziano, Padovano e anche Vicentino, lo stesso Presidente è stato lì, e c'è stata la necessità di dover perimetrare queste aree proprio a ridosso della ricarica delle falde. Domande specifiche sono state poste in Consiglio proprio ieri, il lancio di un servizio che noi abbiamo effettuato ieri proprio per fare il riepilogo di quanto è successo. E si preoccupa della mia salute? Ci sono stati una marea di cancri, di gente che è morta in quella zona lì. È morta! Cosa aspettiamo? Che politici siete? Bagarda il pubblico presente al Consiglio provinciale a seguito delle domande di attualità presentate da 6 consiglieri di minoranza sull'iter di approvazione dell'ampliamento richiesto da Silva nell'impianto di smaltimento rifiuti a Montecchio Precalcino, primo firmatario Mattia Pillan. Quali iniziative la Presidenza della provincia ritengo opportuno assumere nelle more dell'eventuale approvazione regionale, al fine di garantire la piena tutela delle risorse idropotabili, tenendo conto delle aree di salvaguardia già individuate dal Consiglio di Bacino Bacchiglione, firmato da tutti i consiglieri di minoranza. Una richiesta di sospensione di carattere politico che non può essere accolta a prescindere dall'iter amministrativo già in essere, secondo il Presidente. All'interno della normativa che non può essere violata, perché è troppo facile quando non si hanno responsabilità in qualche modo favorire certe soluzioni, ma bisogna anche non illudere le persone su quello che è possibile o non è possibile fare. Quindi in questo momento la provincia sta facendo tutto quanto è possibile e la sospensione verificheremo se è possibile, e se è possibile fare la faremo. Se non è possibile, non è possibile anche a tutela del fatto che se viene fatta l'iter fa un ricorso e la cosa si in qualche modo rende inutile. Il principio di massima precauzione deve essere la guida per le prossime decisioni dell'ente, secondo il consigliere comunale bassanese Roberto Campagnolo, che per la prima volta si è insediato tra gli scranni provinciali. Oggi quelle cose che abbiamo fatto non sapendo ci stanno presentando il conto, quindi errare va bene, se poi si corregge, continuare a sbagliare non è accettabile perché poi alla fine paghiamo tutti noi questa cosa. La vicenda di Trissino credo sia stata emblematica per le famiglie che non sono state coinvolte, per quello che è successo. Non dobbiamo evitare che si ripetano queste cose, quindi si va avanti con il principio di massima precauzione, tenendo presente che poi c'è l'esigenza di coniugare tutto questo con sacrosante anche esigenze di sviluppo, quindi va bene, ma dobbiamo fare le cose fatte bene. Come avete sentito, insomma, è stato questo Consiglio provinciale infuocato. Al termine noi abbiamo sentito anche sia i comitati sia anche i promotori si sono detti delusi dalle risposte proprio fornite dal Presidente in questo momento. Allora, ovvio che si attendevano risposte, cosa possiamo aggiungere su questo? Voi avete posto comunque il principio del rispetto della norma. Sì, quello che ritengo necessario aggiungere per l'ennesima volta, perché il consigliere Pillano, nonostante gli abbia detto 4 volte ancora non l'ha compreso, è che il principio della provincia nei fatti è quello di tutelare un bene importante come quello dell'acqua e la salute dei cittadini. Lo fa nei fatti e non urlando, ma lo possiamo dimostrare con quello che abbiamo fatto facendo causa alla Miteni e sostenendo ora i sindaci nel percorso per quanto riguarda la gestione del PFBA recentemente sulle terre di scavo della Pedemontana, ma soprattutto ancora una volta lo stiamo facendo seguendo quello che è l'iter che la norma prevede a tutela dei cittadini stessi. Io personalmente non mi identifico molto in questa minoranza che urla e che non rispetta la normativa e le norme, ma soprattutto mi identifico, credo, nella maggioranza dei veneti che silenziosamente lavora proprio a tutela di questi diritti fondamentali che sono quelli dei cittadini. Ora abbiamo ricevuto le integrazioni che il Comune di Montecchio Precalcino ci ha chiesto, le rinvieremo per vedere se vengono soddisfatte quelle che sono le domande che avevano fatto, ma credo che questo sia il modo corretto di operare e di lavorare.
Senti, le aree di salvaguardia è un altro tema che la Regione ha affrontato dopo aver incontrato. Ci sarà giovedì una interrogazione proprio della minoranza in Consiglio regionale dove si chiede di anticipare la data. Questo sarebbe anche un buon assist per la provincia che potrebbe a quel punto dare un diniego a quel punto di diritto. Ma su questo l'aspetto normativo non funziona proprio così, ma sulle aree di salvaguardia mi chiedo come mai a fronte di tanto tempo che c'era per poterle normare siamo andati a normare in fretta e furia questo importantissimo aspetto sul nostro territorio a ridosso di una sentenza come quella di Silva, mettendo ora anche la Regione nelle condizioni di dover decidere in tutta fretta. Forse conveniva che l'ambito stesso, che è l'organo competente, si muovesse con un po' più di tempo e ora tutti noi avremo la normativa già approvata e non staremo neanche qui a parlarne. Come la persona che ieri inveiva contro di me, che andava a lamentarsi per una situazione di 2 ville, dove ora si accorgono dell'importanza dell'acqua e della fragilità del loro sistema, quando per decenni il sistema dell'acquedotto, che ritengo sia importantissimo e che sosterrò a fianco del sindaco Stivan tutte le iniziative necessarie per poterlo attuare, sia invece una risorsa importante per la tutela proprio del territorio. Quindi ben venga l'acquedotto, ben vengano le acque di salvaguardia, forse accorgersene prima eviterebbe ora tante inutili polemiche. Ovviamente seguiremo l'evolvere della situazione, per il momento ringraziamo il Presidente. Molto volentieri, sono qui a disposizione anche dei comitati che hanno sempre trovato la porta aperta e aperta al dialogo per quanto mi riguarda, quindi seguiremo con molta attenzione come stiamo facendo l'evolversi di questa situazione. Ecco, da Vicenza allora linea è tutto, voi la linea. Grazie Daniele Garbin, grazie ai colleghi di Vicenza e al Presidente naturalmente Nardin per la sua risposta. Dunque abbiamo fatto il punto su questa questione davvero che crea grossi scontri, l'avete sentito poco fa. Allora noi torniamo alla cronaca, andiamo in provincia, andiamo a Udine, proprio a Udine adesso, perché i colleghi della redazione hanno anche loro si sono recati sul posto della morte, del ritrovamento di una donna di 75 anni morta in casa. La vicenda, diciamo, è stata ricostruita anche attraverso le testimonianze dei vicini che non vedevano più questa 75enne appunto in giro e una volta entrati nell'appartamento è stata fatta la triste scoperta. Vediamo. Prendiamo la linea da Viale Cadore al Civico 27 dove ieri sera poco prima delle 9 c'è stata questa macabra scoperta, questa signora di 75 anni riversa a terra, il corpo insomma in avanzato stato di decomposizione. Noi ringraziamo la signora Claudia che gentilmente insomma ci rilascia un po' un ricordo di questa signora che abita proprio qui. Possiamo inquadrare Pietro, ecco il Civico, vedete proprio al secondo piano, insomma ci può raccontare un po' della signora, se la conosceva? La conoscevo da un anno, era una signora piuttosto riservata, non voleva parlare un po' con nessuno, però la vedevamo 2 volte al giorno sempre perché andava a fare la spesa quotidiana. Ci siamo un po' insospettiti perché era da settembre-ottobre che non la vedevamo più, però addirittura diversi mesi. Mesi, sì. Però siccome viveva da sola con la mamma di 100 anni, abbiamo detto probabilmente sarà andata a fare qualche cura, avrà portato la mamma da qualche parte. Ecco, la signora anziana, signora anziana di 100 anni, abbiamo saputo ieri dai poliziotti che è morta ad agosto. Però lei non ce l'aveva detto, non sapevamo nulla di lei. E quindi non l'abbiamo più vista, abbiamo provato a suonare, a bussare, citofonare, chiamarla. Però appunto proprio perché voleva stare da sola abbiamo detto vabbè, forse vuole stare tranquilla. Però 2 settimane fa hanno iniziato a venire le mosche da sotto il suo appartamento, 1, 2, 3. Ieri c'era un po' di odore, si sentiva? Niente, per fortuna l'odore niente, proprio per quello non ci siamo più di tanto spaventati, perché c'erano solo tante mosche, però abbiamo detto forse si è dimenticata qualcosa nel frigo, è andata in decomposizione. Però 2 settimane così non era il massimo e poi ieri proprio c'era una nuvola così di mosche, abbiamo detto chiamiamo qualcuno. Io volevo aspettare la sera, però hanno detto non si sa mai che è successo proprio qualche cosa, quindi sono arrivati i vigili del fuoco e ho trovato i poliziotti qua alle 9 di sera e mi hanno detto purtroppo la signora è morta e non è stato un bello spettacolo. Immaginarsi solo cosa... Sì, anche perché è una signora anziana, viveva con una signora molto anziana e
accumulava tante cose e non so che cosa possano aver trovato veramente in quell'appartamento. Ma soprattutto, se mi è permesso, quando facciamo televisione si dice le immagini parlano da sole, perché se possiamo rinquadrare, Pietro, insomma, l'appartamento, vedete ancora le mosche che sono completamente attaccate alla finestra, e poi anche i tendaggi, insomma, sono in stato veramente incredibile. Vedete queste mosche che continuano, insomma, a presenziare all'interno dell'appartamento che si trova al primo piano del Civico 27 qui in via Cadore a Udine. Questa è la situazione. Ieri sera è stata trovata appunto la donna di 75 anni, purtroppo in avanzato stato di decomposizione del corpo. Noi ringraziamo la signora Claudia per la sua preziosa e importante testimonianza e ripassiamo la linea allo studio. Grazie al nostro Omar Costantini. Dunque, Daniela Tonetto, il nome di questa 75enne ritrovata, lo avete sentito, senza vita in casa, in avanzato stato di decomposizione. Purtroppo episodi che si ripetono, questi di persone sole trovate ormai prive di vita. Noi andiamo adesso a Latisana per la vicenda della morte dei coniugi Luigi Codotto e Luigina Rossi. Giovedì sarà svolta l'autopsia sulle salme. Sono stati trovati morti, lo ricorderete, il 22 gennaio nella loro abitazione. È stata fissata per giovedì mattina l'autopsia sui corpi di Luigi Codotto e Luigia Rossi, morti il 22 gennaio in circostanze ancora non del tutto chiare. Lui, 80 anni, avrebbe ucciso la moglie di 78 anni a colpi di accetta nella camera da letto dell'appartamento al piano terra dell'edificio bifamiliare di Via delle Casette a Pertegada. Poi si sarebbe tolto la vita. Inizialmente si pensava che l'uomo si fosse tolto la vita con una coltellata autoinferta al torace, ma sul corpo non sono state trovate ferite compatibili con questa ricostruzione. Il cadavere era in un locale differente dalla camera da letto ed è stato trovato completamente nudo. In un biglietto di addio lasciato da Codotto, oltre a spiegare le motivazioni del gesto, l'ho fatto per amore e l'addio ai figli, ha scritto anche non aprite l'acqua. Questo particolare, inizialmente senza alcun senso, dopo l'esclusione della coltellata autoinferta, assume rilievo per un'eventuale ipotesi da accertare di morte per avvelenamento e che Codotto avesse in mente di inquinare l'acqua dell'intero impianto idrico. Per questo motivo i carabinieri del reparto scientifico avevano chiesto l'intervento dei vigili del fuoco sulla scena del delitto. Il sopralluogo e i controlli, anche con l'ausilio di strumentazione, avevano dato esito negativo. L'autopsia, affidata al patologo udinese Carlo Moreschi, chiarirà tutti i punti ancora oscuri, anche la dinamica dell'omicidio di Luigina. Nella camera, oltre all'accetta, sarebbe stato trovato anche un martello. Le salme, dopo i rilievi, sono state portate all'obitorio dell'ospedale di Latisana, dove sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il pubblico ministero che ha aperto il fascicolo per omicidio è Andrea Gondolo. Ed è stato confermato il carcere per il 33enne inglese fermato con l'accusa di essere l'assassino di Gloria De Lazzari, la 45enne di Musestre di Roncade, trovata morta a Manchester lunedì scorso. Ieri l'udienza nella quale il giudice ha negato la libertà su cauzione. Rimane ancora il mistero sul movente di questo delitto e anche sulle modalità. Non si è presentato in aula e resta in carcere James Morton, il 33enne inglese, da oggi formalmente imputato per l'omicidio di Gloria De Lazzari, la 45enne di Roncade, trovata morta una settimana fa in un appartamento a Bolton, sobborgo di Manchester. Un'udienza breve nella quale è stata negata la libertà su cauzione e sono state calendarizzate le tappe dell'iter previste dal sistema giudiziario inglese. Il 13 aprile l'udienza per la formalizzazione della dichiarazione dell'indagato, che potrà dichiararsi colpevole o innocente. Se Morton si dichiarerà colpevole si andrà direttamente a sentenza e l'imputato godrà dello sconto di un terzo della pena. Se si dichiarerà innocente si andrà a processo, che è già stato fissato per il 20 luglio. Non si conoscono ancora i riscontri dell'autopsia sul corpo di Gloria. Notizie che arrivano dall'Inghilterra e non chiariscono ancora cosa sia accaduto alla 45enne e perché. Sull'intera vicenda resta una cappa di mistero accentuata dal riservo istruttorio delle autorità
autorità inglesi. A Roncade, intanto paese d'origine di Gloria De Lazzari e dove a Musestre abita la mamma, si continua a chiedere chiarezza e giustizia. Gloria viveva da diversi anni in Inghilterra, dove lavorava come addetta alle consegne a domicilio di ristoranti e pizzerie. Era una donna molto generosa e ben voluta dai diversi amici, racconta la mamma, ed il giorno dell'omicidio sono stati proprio gli amici a chiamare la polizia dopo che non riuscivano da ore a mettersi in contatto con lei. Allora, fin qui la cronaca. Adesso apriamo una parentesi sulle Olimpiadi Milano-Cortina, perché è stata una serata importante quella di ieri. La fiaccola olimpica è arrivata nella città, nel cuore delle Dolomiti, naturalmente con la regina sempre più protagonista, dall'arrivo della fiaccola con i 3 tedofori del 56, Bruno Colli, Bruno Alberti e Emanuela Angeli, fino all'inaugurazione di Casa Veneto, il cuore degli eventi della regione per tutto il periodo olimpico. È arrivata qui portata da dei tedofori nella parte finale d'eccezione, dei tedofori che rappresentano la tradizione, un altro grande valore che dobbiamo portare nel cuore noi veneti, ma soprattutto un valore che le nostre Olimpiadi ci ricordano ancora una volta. Siete? Vai, 3, 2, 1. Olè! Apre ufficialmente Casa Veneto. Queste sono grandi soddisfazioni quando, al di là dell'evento sportivo e della pista da bob eccezionale, il Palazzo del Ghiaccio, però quando oggi abbiamo aperto le 2 gallerie che tolgono traffico, coda e inquinamento dal cuore dei paesi in Cadore, e c'erano mamme e nonne che mi dicevano grazie, era 30 anni che stavamo aspettando, vuol dire che al di là del grande evento, le televisioni, la fiamma olimpica, le medaglie, stiamo lavorando perché rimangano sui territori tante cose anche per i prossimi 50 anni. La cabina via Pollonio Socrates finirà? Stanno lavorando giorno e notte, operai e imprese, piste da bob, gallerie, piste da sci, impianti sportivi. Io ci tengo a ringraziarli tramite voi perché ci sono centinaia di ragazzi e ragazze da tutta Italia, da tutto il mondo che stanno lavorando anche con meno 15 gradi. Spero che tutto arrivi nel minuto esatto. E questa casa resterà aperta sia per le Olimpiadi che per la durata delle Paralimpiadi, quindi andremo avanti fino a marzo. Aperta a tutti, che cosa troveranno i visitatori? Beh, troveranno eventi, troveranno accoglienza, troveranno anche la possibilità di ascoltare cosa rappresenta il Veneto, e sarà aperta anche a persone che vengono da tutto il mondo. Ma ieri è stata anche una giornata storica dal punto di vista della viabilità, attese da decenni. Le varianti di Tai di Cadore in comune di Pieve e di Valle di Cadore sono state inaugurate tra emozione e soddisfazione. Giornate infinite in Cadore. Ieri una nevicata importante, nel primo pomeriggio l'emozione del passaggio della torcia olimpica, poi l'inaugurazione delle gallerie di Tai e di Valle di Cadore. L'emozione esiste, come esiste emozione in tutte le nostre attività, e soprattutto in una giornata come questa che è concomitante con l'arrivo del tedoforo a Cortina, quindi è una data magica che abbiamo scritto il 26 gennaio, in novembre, l'abbiamo scritta in novembre del 2025, abbiamo scritto il 26 gennaio 26 e oggi siamo esattamente quel giorno. A tagliare il nastro il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Abbiamo detto che le Olimpiadi non saranno solo un grande evento sportivo, ma lasceranno sui territori anche strade,
impianti sportivi e stazioni ferroviarie nuove solo in provincia di Belluno. Qua mi diceva uno dei sindaci che era 30 anni, era da quando era ragazzina che aspettavano queste varianti, queste gallerie per togliere il traffico. Lasceremo anche 4 stazioni rimesse a nuovo a Belluno, a Ponte, a Longarone, a Feltre, altre in Lombardia, la stazione di Trento, quindi non solo i 15 giorni delle Olimpiadi e poi le Paralimpiadi, ma qua per decenni Veneti e Lombardi avranno a disposizione strade e infrastrutture nuove di zecca, quindi veramente non riesco a capire quelli che ancora adesso criticano, polemizzano, contestano. Sono soldi ben spesi che lasciano sui territori tante infrastrutture che serviranno anche per i prossimi 50 anni. 2 opere inserite all'interno della programmazione dei cantieri olimpici gestiti da ANAS che cambieranno la vita del traffico sulla strada statale 51 di Alemagna verso Cortina. Opere che dovevano essere pronte già per i mondiali di sci del 2021 e che invece sono state ultimate solo per le Olimpiadi Milano-Cortina che inizieranno il prossimo 6 febbraio. 2 inaugurazioni molto importanti che rappresentano tra l'altro dei passi importanti nello sviluppo infrastrutturale del nostro territorio. ANAS ha condiviso con la Regione del Veneto, tra l'altro nei giorni scorsi, un piano infrastrutturale di investimenti in Veneto importante e sono felice di poter collaborare con loro. Il Veneto deve essere protagonista nelle sedi che contano, anche e soprattutto a livello nazionale, anche a livello internazionale, e riuscire a recuperare quanti più investimenti possibili. Seguiranno altre 3 varianti che completeranno la rivoluzione lungo la statale di Alemagna. La variante di San Vito di Cadore, che è stato assicurato sarà pronta entro la fine del 2026, la variante di Longarone, il cui bando è stato emanato solo pochi giorni fa, e la variante di Cortina, di cui si ricomincerà a parlare una volta terminato l'evento olimpico. E Salvini sarà di nuovo presente. Sì, da ministro ovviamente non rilassato come i veneti e i turisti, perché ho l'onore e l'onere di garantire che tutto vada per il verso giusto, però stiamo mantenendo tutte le promesse fatte. Ci fermiamo adesso per un veloce break, torniamo tra poco con i nostri ospiti. Eccoci di nuovo in diretta con la nostra prima edizione, ben trovati. Io saluto e ringrazio gli ospiti che mi hanno raggiunto in studio. Flavio Romanello, presidente del Mandamento di Treviso di Confartigianato, buongiorno, ben trovato. Buongiorno a lei. E Marco Varisco, che è piuttosto noto in città, maestro incisore su vetro, e a questo punto uno degli artigiani. Abbiamo appreso che sabato a Sant'Artemio, nella cornice della sede della provincia di Treviso dell'Auditorium, vero Romanello, verranno premiate le aziende artigiane storiche. In particolare noi sappiamo che in programma avete come mandamento dei riconoscimenti per 27 aziende artigiane operative da oltre 50 anni, e sappiamo che il laboratorio di incisioni esatto Varisco, che è conosciuto ben oltre i confini della Marca trevigiana, è sicuramente, appunto come dicevi Marco, operativo da ben di più. Partiamo dal presidente Romanello per capire come mai e qual è l'obiettivo di questa iniziativa che voi riproponete dopo averla proposta una prima volta nel 2023. Sì, l'obiettivo è quello di, come posso dire, di ringraziare e valorizzare nello stesso tempo aziende che hanno fatto la storia del nostro territorio, e quindi proprio sottolineare che il mondo artigiano è fatto di storia ma anche di presente, perché sono tutte aziende oggi, diciamo, sul territorio, e che ci permettono di vedere con un po' più di ottimismo e di speranza anche il futuro. Ecco, parliamo di aziende che operano nei settori più diversificati: edilizia, termoidraulica, pasticceria, metalmeccanico, perché noi poi quando parliamo di artigianato ce n'è parecchio da dire, che vivono realtà differenti, dalle piccole aziende a naturalmente imprese molto più strutturate. Parliamo anche di realtà con oltre 100 dipendenti, quindi avete un po' diciamo compreso tutti in questo premio. Quanto importante è diciamo, la testimonianza di queste realtà
che tengono duro e che hanno affrontato poi un altro nodo fondamentale su cui sicuramente farete un focus, che è quello del passaggio generazionale. Beh, è fondamentale. Ripeto quello che ho detto prima, se tu vuoi immaginare il futuro devi avere una realtà, un presente ben solido, e se hai un presente che è solido perché ha una storia, ecco che passato, presente e futuro sono veramente... Allora si può immaginare il futuro con un po' più di serenità e un po' più di voglia anche, perché poi quello che sorprende è anche... chiaramente c'è un passaggio generazionale, ci sono aziende che hanno i figli, che hanno addirittura i nipoti, che sono ormai che conducono queste aziende, però lo slancio, la voglia di mettersi in gioco, la passione, questo è tale e quale di chi ha cominciato, in contesti sicuramente completamente diversi, sì. però oggi come oggi le cose che funzionano in Italia sono quelle che stanno dietro i campanili, no? Ce le invidiano tutti, il Made in Italy è fatto da queste realtà qua. Ecco, che voi inviterete anche a raccontarsi dal palco di Sant'Artemio, proprio per questo motivo, no? Perché la testimonianza è importante, e magari anche per dare incoraggiamento ai giovani che si approssimano, no, a questi lavori. Sì, raccontarsi oggi è fondamentale, perché devi anche essere attrattivo. E oggi le persone non conoscono in realtà il mondo artigiano, o meglio sono rimasti a stereotipi di 50 anni fa, dove il mondo artigiano, ma la vita in generale era molto più complicata, quindi anche il lavorare era molto più manuale, più faticoso, insomma la tuta quella dell'operaio non era mai pulita neanche il lunedì. Però oggi raccontare le aziende significa anche dare un messaggio, e un messaggio non solo nel dire ci siamo, ma nel dire guardate che l'idea che vi siete fatto, ragazzi e genitori, è forse da rivedere, anche perché gli artigiani hanno sempre fatto fatica a raccontarsi. Testa bassa e lavorare, adesso secondo me bisogna avere la testa un po' più alta e andare a guardare intorno cosa c'è. Sì, è cambiato il mondo da questo punto di vista assolutamente. e siamo d'accordo. Tra l'altro mentre parlava stavano andando in onda, vediamole, eccole qua, proprio le immagini, le foto della scorsa edizione con tante realtà che vennero premiate anche in quel caso. Proprio da questo punto di vista, per l'obiettivo che spiegava, voi state cercando anche di promuovere la comunicazione nelle scuole, e qui si aprirebbe tutto un tema di cui ha parlato anche il presidente provinciale Sartori, di invito proprio ai ragazzi che intraprendono un percorso scolastico a guardarsi intorno a 360 gradi rispetto ai lavori che magari vorrebbero intraprendere da grandi, e non fermarsi con una prospettiva magari un po' limitata, no? Sì, con il livello provinciale stiamo approcciando anche da sempre il Mandamenti, e la provincia ha avuto una sensibilità ed è presente nelle scuole. Stiamo pensando anche a qualche progetto che per esempio solo in Alto Adige è già funzionale, penso alle WorldSkill, che sono delle gare di mestiere che da noi sono completamente sconosciute e che invece fanno ruotare e fanno vedere il mondo artigiano ai ragazzi dalle medie in su, e quindi è fondamentale anche questo aspetto. Sempre di più, perché poi vediamo che trovare personale, e questo sarebbe un altro ampio capitolo, è complesso. Allora Marco Varisco, intanto visto che abbiamo spoilerato, come dicono i giovani di adesso, il fatto che verrà probabilmente premiato, ha vinto. Esatto. Che valore ha anche far parte di questi contesti e portare la propria testimonianza? Ma io sinceramente sono orgoglioso di far parte della famiglia che tuttora ovviamente vivo, perché ho imparato a lavorare dal nonno, quindi ho avuto la fortuna di lavorare con 3 generazioni assieme, quindi ero l'ultimo, il papà e il nonno, e quindi io mi sento di aver dato 1/3 dei 100 anni di storia, quindi bene o male siamo
un terzo, diciamo, sì, anche forse perché siamo nel 2025, quindi 26 ormai, sì, qua passa un anno il tempo, indietro, Marco, sì. velocemente. No, e quindi sì, assolutamente è qualcosa di bello, perché comunque vuol dire che c'è una situazione anche di forza, perché dobbiamo anche capire che le aziende che magari compivano i 50-60 anni prima del Covid erano comunque bravi e storiche. Post-Covid è molto più difficile, perché sono rimaste in piedi molto poche. E di conseguenza il mondo artigiano di solito lavorava per sempre conto terzi tante volte. Adesso invece c'è diventata una situazione invertita, perché si va direttamente dall'artigiano, magari dalla grossa azienda, che magari adesso anche sul design chiedono direttamente di fare determinate cose. Quindi prima parlavo un attimo così, che si parlava, sono le richieste dall'India, da paesi esteri, e vengono direttamente a chiedere, tra virgolette, all'artigiano, ma che non sono solo io, ma anche tutte le manualità che sono riuscite a tenere duro in questi anni qua. E quindi sì, adesso questa, tra virgolette, premiazione o messa in evidenza è perché comunque fa piacere, perché ovviamente io porto l'insegnamento del nonno e del papà e della famiglia, perché c'è mia sorella in azienda, e quindi siamo in due, fino a 10-15 anni fa eravamo in 4, adesso siamo in 2, perché mio papà ha la sua età che non riesce più mia mamma così, e quindi perché dopo succedono anche, ci sono dei problemi all'interno di famiglie che possono essere fisici o altro. Certo, quindi insomma, sono dinamiche. la difficoltà è anche quella, perché dopo ovviamente l'artigiano non può delegare, ma deve fare, quindi devi muovere le mani, e se non muovi le mani lasci il lavoro. Quindi sono situazioni. Io ho la fortuna di avere Piero, che lo ritengo un fratello minore, ma è un collaboratore importante, perché se non posso esserci io mi dà una mano perlomeno a tamponare nel momento in cui ho le esigenze di uscire. Senta, parlando di aziende storiche, perché direi che il suo è un ottimo esempio, allora lei ci sta dicendo giustamente c'è la presa in carico di quello che è un'attività di famiglia, che non è un passaggio comunque semplice, immaginiamo, e poi anche il saper trasmettere le proprie competenze a dei collaboratori, appunto, e a del personale, dei dipendenti. Sì, assolutamente, perché il laboratorio è sempre stato aperto alle persone che potevano magari entrare. Io sto chiedendo anche ai ragazzi giovani, ovviamente adesso c'è una situazione anche magari di sicurezza e quant'altro, anche se vabbè, tutto un lavoro potrebbe essere pericoloso quanto anche zero, io fortunatamente incidenti non sono stati mai. Non ce ne sono mai stati, sì, no, però ovviamente sì. Il lavoro artigiano presuppone un'attenzione particolare. Mani, sì, quindi ovviamente dubbio. È quello, però il laboratorio è aperto, come tanti laboratori sono aperti, purtroppo è che non c'è questo via vai di persone che possono essere interessate. Perché, questo ricambio. Sì, io sto provando anche nelle scuole a fare a portare la mia conoscenza e vedo che possono essere interessati, ma sono distratti da altre cose, e non voglio dire che i ragazzi di giovani adesso non hanno voglia di fare, ma forse perché anche il genitore che potrebbe dare una spinta invece di tutelarlo e dicendo devi studiare quello perché devi diventare quello. No, fagli fare un lavoro, qualsiasi lavoro esso sia. Impara un lavoro. Seguire magari un'attitudine, sì, magari anche una passione che c'è, che spesso e volentieri sì, perché tanti figli dei miei amici ci parlo e mi dicono no, mi tocca studiare quello, ma non è detto che farò quello, quindi si è già preclusa la strada, e quindi lo fai per il genitore. Come io studiavo alle medie, che io già sapevo di lavorare perché già lavoravo. Io studiavo per i professori, per dire, però la somma dei voti faceva sempre 10, ma erano tante le materie. Sì, ma insomma ognuno sarebbe bello che potesse seguire le proprie attitudini, le proprie passioni. Poi c'è un altro tema, no, che è, e chiederei alla regia di farcelo vedere tra pochissimo, il tema invece di quello che è il rapporto poi delle imprese con lo Stato, le tasse, il fisco, eccetera, le carte, le scartoffie,
che è il secondo lavoro delle imprese e degli artigiani, perché oltre a fare il proprio bisogna poi svolgere tutte queste mansioni a livello burocratico, eccetera. Ieri si è aperto in Regione il primo tavolo sulla sburocratizzazione, che vorrei mostrarvi e poi commentiamo magari col Presidente Romanello questo primo passo che si spera essere positivo per le attività economiche. Vediamolo. Qualche istante e prepariamo il servizio sulla sburocratizzazione, sul tavolo della sburocratizzazione presentato dall'assessore regionale Massimo Bitonci. Vediamo. La burocrazia costa alle imprese venete 10 miliardi l'anno. Semplificare è quanto mai fondamentale, soprattutto per garantire uguaglianza e facilità d'accesso a tutti. È questo l'obiettivo del primo tavolo per la sburocratizzazione istituito dalla Regione lo scorso 30 dicembre come strumento stabile di confronto e coordinamento per semplificare i procedimenti amministrativi a impatto economico. Molto potrà essere fatto cercando di eliminare tutti quanti quei portali di accesso che ci sono, quindi magari un portale unico per la Regione e per la pubblica amministrazione, così anche per i comuni, e coinvolgeremo anche i comuni e le province in questo progetto. Moltissimo la digitalizzazione, cioè il fatto che non si debba più inserire gli stessi dati che ci chiedono le pubbliche amministrazioni ogni volta attraverso magari l'identità digitale, quindi lo SPID, la carta d'identità elettronica. E penso che questa sia una strada da percorrere. Al tavolo hanno preso parte sindacati e associazioni di categoria. Sono state analizzate le principali criticità operative segnalate dal sistema produttivo. Da uno studio fatto dal Centro Studi di Confartigianato emerge che il 74% è il peso della burocrazia. Un peso importante, un peso che va a gravare, che per ogni impresa serve un dipendente che segua tutto quelli che sono gli incartamenti per poter lavorare. Stiamo parlando solamente per poter lavorare. Questa grave situazione per fortuna è stata affrontata dall'assessore attuale Bitonci. Speriamo che abbia una soluzione. Sappiamo le difficoltà, sappiamo che le leggi sono anche troppe, sappiamo molte situazioni che dovranno essere nel migliore dei modi risolti, soprattutto per quello che riguarda la Regione Veneto. Per noi è strategico quindi coinvolgere le parti sociali. Noi crediamo fortemente in questa realizzazione di un patto sociale per lo sviluppo, la crescita e le tutele dei lavoratori e dei cittadini che vivono in Veneto. Le tempistiche non saranno brevi e al primo incontro ne seguiranno altri. Ci daremo degli step, dei tempi man mano, però io penso che questo tavolo debba essere strutturale, cioè non deve essere una cosa, va bene, oggi ci troviamo, poi ci ritroveremo tra 6 mesi, no. Io penso che questo tavolo vada convocato e ogni volta si verificano i passaggi e quelli che sono stati i miglioramenti su alcuni processi, quindi dopo nascerà proprio anche un reporting importante che sarà ovviamente distribuito e oggetto anche di valutazione da parte delle categorie economiche, da parte anche dei media e della stampa. Allora, Romanello, cosa ne pensa? Buoni intenti, innanzitutto. Che dovrebbero essere, secondo me sono contenti i falegnami, perché stiamo parlando tutti di tavoli. Carte. Ce ne serviranno tanti. Carte e tavoli. Ce ne serviranno tanti. No, battute a parte, credo che ormai abbiamo capito tutti che o si collabora o non si va più da nessuna parte. Lo stiamo chiedendo al Comune di Treviso. I temi della sicurezza, i temi della moria dei negozi, di una città che cioè ormai credo che sia chiaro a tutti quelli a cui sta a cuore la società così com'è, che non puoi non collaborare tra istituzioni. Quindi è fondamentale avere dei rapporti continuativi. Mi è piaciuto quello che ha detto l'assessore, che ha parlato di tavolo continuativo, perché di spot ne abbiamo avuto tanti e di risultati molto pochi. Dobbiamo andare cioè, ora è arrivato il momento della concretezza, perché poi i numeri non ci permettono più. C'è una linea che, superata la quale, poi è difficile rimettere in moto la macchina.
E non è solo un problema del lavoro artigiano, è un problema della cura dell'anziano che sta arrivando sempre di più, della qualità della scuola, perché stiamo parlando di scuola ma dobbiamo avere anche qualità. Io non posso fare un corso meccatronico con campione su una macchina di 50 anni fa. Io devo avere scuole che vogliono valorizzare il ragazzo e che vogliono, non dico neanche farlo arrivare preparato, perché poi le aziende riescono e sanno come preparare i ragazzi, però che non arrivi il punto di dire ma cosa sei fatto questi 4 anni, questi 5 anni. Ecco, forse dobbiamo farci tutti un po' un esame di coscienza. Noi veneti siamo stati abituati a testa bassa a lavorare, come dicevo prima. Dobbiamo cominciare a vedere e a guardarci attorno e a chiederci se quel sistema lì funziona, perché i numeri ci stanno dicendo che anche come regione stiamo perdendo, non siamo più la locomotiva, stiamo perdendo, quindi bisogna cambiare. Quello che va fatto è sollecitare il falegname a fare l'oce, a fare i tavoli, ma poi usarli questi tavoli, che non rimangano solo spot. Allora, un'ultima battuta sull'appuntamento 9:30 Marco Varisco, sabato mattina all'Auditorium di Sant'Artemio. L'invito è anche quello di venire, perché no, ad assistere e ad ascoltare le esperienze di voi artigiani. Sicuramente è una situazione di esperienza, perché comunque le persone che saranno presenti hanno un background veramente importante, tutte le aziende, le artigiane, quindi si arriva a questa, tra virgolette, premiazione, ma non è una premiazione, è una messa in luce, come si diceva prima, che fa solo piacere. Quindi assolutamente, se fosse un invito, dico sì, anche perché si prende sempre lo spunto di poter avere queste tante grandi aziende e in queste grandi aziende ci possa essere sempre anche un posto di lavoro, perché effettivamente tanti artigiani vanno in cerca di persone che possano inserirsi e dargli un posto di lavoro assolutamente. Quindi anche chi avesse qualche curiosità di venire a toccare con mano, tra virgolette, quello che è l'esperienza, no, degli artigiani, può essere una buona occasione questa, oltre appunto a un riconoscimento importante di un tessuto economico che traina anche il nostro territorio, no? Ma sì, noi ce la mettiamo tutta come tutti gli artigiani, perché ovviamente è questo il nostro punto focale, ma il punto focale è quello di, come ho imparato dal nonno e dal papà, non avere concorrenti, ma devi essere concorrente di te stesso, e quindi alza sempre la qualità. Quando tu fai la qualità, comunque la qualità vince sempre. Ed è per questo che magari siamo arrivati a questo punto. Se ti chiamano dall'estero, vuol dire che magari all'estero non c'è, adesso si pensa di essere magari presuntuosi, però effettivamente è anche questo, perché se noi pensiamo solo nella provincia di Treviso quanta gente lavora per l'estero, per vari paesi europei e internazionali, quindi ne conosco e collaboriamo assieme, quindi questo è Ci sono davvero delle eccellenze. Sì, allora, grazie a Marco Varisco, grazie a Flavio Romanello. Rimanete con noi perché abbiamo una buona notizia da dare nel finale. È collegato Cristian Arboit da Nervesa della Battaglia. Cristian, a te velocemente. Sì, Lina, è stata ritrovata Chiara, ne abbiamo parlato in apertura di questa prima edizione, Chiara D'Alto, abbiamo qui il papà, eravamo con lui quando l'hanno chiamato poco fa. Dov'è adesso Chiara? Con la caserma dei Carabinieri a Bergamo, Caravaggio per essere più precisi, e quindi sta bene, ci ha detto, adesso la andiamo a recuperare, insomma. Ecco, eravamo qui per raccogliere il suo appello. Mentre stavamo raccogliendo l'appello è arrivata la telefonata a sua moglie. Esatto. E adesso siamo felicissimi, come anche le altre volte che l'abbiamo trovato. Però diciamo che purtroppo non è che sia tutto risolto qui, insomma, quindi ci potrebbe succedere ancora in futuro, insomma, quindi ecco, diciamo che i genitori dei ragazzi con fragilità vanno supportati. Vanno supportati dalle istituzioni, dalle forze dell'ordine e, se mi permettete, anche dal personale delle Ferrovie dello Stato, che a volte, insomma,
dovrebbero essere più presenti, insomma, dico. Ecco, non entriamo troppo nello specifico, diciamo, signor Giovanni, che adesso c'è la buona notizia e che veramente di fronte alle fragilità serve fare rete e supportare i genitori. Io la ringrazio davvero, grazie ai giovani d'Alto, insomma ci sono anche le buone notizie, Elina, con Nicoletta Rizzetto da Nervesa della Battaglia, che tira un sospiro collettivo di sollievo. Ti restituisco la linea. Sì, davvero, grazie a Christian Arboit. Ringrazio in maniera un po' più educata i miei ospiti, Marco Varisco, maestro incisore su vetro, grazie di essere stato con noi, Flavio Romanello, presidente del mandamento di Confartigianato Treviso. L'appuntamento, l'abbiamo detto, auditorium di Sant'Artemio sabato mattina alle 9:30 per ascoltare le esperienze belle naturalmente dei nostri artigiani che resistono, abbiamo detto, e che sono resistiti davvero tanti anni e resisteranno in futuro per l'eccellenza del nostro territorio. Io vi ricordo, dopo di noi, non solo il meteo ma l'approfondimento con gli specialisti dell'ULSS 2. Parleremo di riabilitazione e tecnologia dalla palestra a casa, la cura che continua. In studio con la nostra Alice Montagnier ci saranno il dottor Marco Gugelmetto, direttore del Dipartimento di Riabilitazione dell'ospedale Cafoncello, Mattia Nisi, direttore di recupero e riabilitazione funzionale dell'ospedale di Vittorio Veneto e Conegliano. Vi ricordo anche alle 16:15 il cinema con il film C'è Guerriglia. Se possiamo, regia, riproporre velocemente il sondaggio sulle province in vista di Ring. Devono tornare elettive? Rispondeteci di sì oppure di no. Questa sera a Ring col nostro Ferdinando Avarino dalle 21 saranno ospiti Carlo Cunegato di AVS, Matteo Pressi di Stefani Presidente, Alessandro Dianin di Orizzonti, Matteo Baldan di Fratelli d'Italia. Dalle 22:30 Maurizio Dianese de Il Gazzettino. Si parlerà che verrà a presentare il suo libro su Felice Maniero. Si parlerà anche naturalmente e soprattutto di politica, quindi state con noi. Grazie in regia a Simone Merlo e Alessandro Granziera. Io devo assolutamente chiudere, grazie a voi che ci avete seguito, un buon pomeriggio, arrivederci.